Ezio Vendrame poteva sbocciare come calciatore solo nei libertini anni 70. Un giorno disse: amavo il calcio, ma non sono mai stato un calciatore. C'è chi lo definiva il George Best italiano, ma in comune avevano solo il desiderio di sprecare il talento. Durante una partita poteva capitare di vederlo fermare il pallone, salirci sopra e con una mano sulla fronte scrutare l'orizzonte per decidere a quale compagno poter lanciare il pallone. Una volta vide sugli spalti il suo amico cantautore e poeta Piero Ciampi e decise di fermare la palla con le mani per poterlo salutare. A San Siro un giorno fece un tunnel a Gianni Rivera e gli chiese subito scusa, perché disse: non si può umiliare un artista del pallone. Amava la musica e la poesia ed è capitato che a volte si portasse addirittura la chitarra in panchina. Ci ha regalato opere scritte, gustose già dai titoli, come Una vita fuori gioco, Se mi mandi in tribuna godo, vietato alla gente per bene. Una volta giocò ubriaco e il giorno dopo i giornali lo definirono tra i migliori in campo.